morta la bimba di 9 anni che era rimasta coinvolta nel terribile schianto di venerdì a Fagareddi di San Biagio. Le condizioni peggiorate nelle ultime ore. La piccola era nell'auto con la sorella minore e la mamma indagata per l'incidente. Giovedì alle 19:30 allo stadio comunale di Zero Branco l'addio a Giacomo Gobbo, il 19enne morto mercoledì scorso nello schianto contro un trattore. Dolore e sconcerto acceggia per la scomparsa di Gabriele Sorgon, morto a 18 anni nell'impatto tra la sua moto e un monovolume a Prata di Pordenone. Sognava di diventare agente di polizia locale, rivela un'amica. Degrado al Parc Dal Negro, il sindaco Conte chiede al prefetto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza. Non voglio andare avanti così, dice, i residenti sono stanchi e lo sono anch'io. Si è salvata per miracolo dall'incendio in piena notte della sua abitazione, paura per una donna a Roncade, l'intervento cruciale di un 18enne di passaggio. Il giovane Leonardo Gaggio racconta ai nostri microfoni di non aver esitato un istante a prestare soccorso alla sua vicina di casa, ma non sono un eroe, dice. Più di 30 ore di dirette e centinaia di migliaia di telespettatori, ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est che ha portato nelle case del Triveneto le voci, la musica, i volti e le emozioni del raduno di Gemona. Nel 76 era alpino a Gemona, tanti ricordi di Gianfranco emersi seguendo su Antenna 3 il raduno delle penne nere dagli amici morti sotto le macerie. La ragazza conosciuta prima del terremoto e mai più rivista, vorrei incontrarla, dice. Sono iniziati oggi i lavori di restyling dello stadio Tenni in vista della prossima stagione in Serie C del Treviso. Primo step, la demolizione parziale della tribuna laterale sud, al momento inagibile. Buonasera e ben ritrovati telespettatori di Antenna 3, il telegiornale di Treviso. Dunque un'ampia pagina di cronache purtroppo che riguardano tragedie e drammi sulle nostre strade. Dicevamo in apertura purtroppo poco fa l'ufficialità della morte della bambina di 9 anni, la bimba di 9 anni che era rimasta coinvolta nel terribile schianto venerdì scorso a Fagareddi, San Biagio di Callalta. Era in auto con la mamma alla guida, la sorella più piccola, uno schianto con un camion, condizioni che erano apparse subito gravissime, di ora in ora sono peggiorate. Fra poco dunque vi racconteremo di questa tragedia che colpisce la città anche di Treviso, perché la famiglia della bimba abita a Treviso. Intanto c'è da raccontare un addio di un'altra giovane vita spezzata, ed è un addio che si terrà giovedì sera alle 19:30. È l'addio a Giacomo Gobbo, il 19enne che mercoledì scorso ha perso la vita nello schianto della sua moto contro un trattore a Zero Branco. Questa è l'epigrafe con quella frase: tanti sogni da realizzare, progetti da costruire, partite da giocare e una vita intera da vivere. Oggi resta un dolore immenso, ma anche una profonda gratitudine per aver fatto parte della tua vita. Questo si legge nell'epigrafe che annuncia i funerali e l'addio a Giacomo Gobbo, che si terrà alle 19:30 di giovedì allo stadio comunale di Zero Branco, mentre domani sera nella parrocchia di Zero Branco verrà recitato il rosario in ricordo dello studente. E poi c'è un'altra comunità che piange un quasi coetaneo di Giacomo Gobbo. Parliamo di Gabriele Sorgon, schiantatosi sempre in sella alla sua moto contro un monovolume a Prata di Pordenone che lo ha travolto. È successo nel pomeriggio di ieri e oggi c'è una viavai di persone in lacrime a Ceggia. Un'amica rivela voleva diventare agente di polizia locale. Venerdì gli ho mandato un messaggio perché so che aveva la maturità e mi ha detto che era andata bene, che avrebbe avuto l'orale e che insomma si stava realizzando il suo sogno perché voleva prendere il diploma per poi magari provare a fare dei concorsi, entrare nella polizia. Un sogno, quello di indossare la divisa di agente di polizia locale, che per Gabriele Sorgon, 18 anni appena, si è spezzato improvvisamente lungo la strada che collega Pordenone a Oderzo, quando all'altezza di Prata la sua moto, una Kawasaki, è entrata in collisione con un minivan Fiat guidato da una 28enne pordenonese che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio.
Doveva essere una gita in moto con gli amici nei giorni della maturità. Si è trasformata in una tragedia con il 18enne morto praticamente sul colpo dopo un volo fatale. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del suo M118 giunti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno procedendo inevitabilmente per omicidio stradale. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di un'intera comunità, quella di Cegia, che sta abbracciando mamma Claudia, papà Marco e il fratello maggiore Alessio, chiusi nel loro dolore in questa abitazione di via Giotto. Sono distrutti, ovviamente, non si danno pace. Come può stare un genitore con una perdita del genere? E qui tutta la famiglia, insomma, ovviamente sono aggrappati all'altro figlio. Purtroppo quando muore un ragazzo si vengono interrotti sogni, speranze, progetti ed è una tragedia per tutti. Sui social il ricordo dell'Istituto Professionale Don Bosco di San Donà di Piave, veglia su di noi il messaggio con la foto del giovane in sella alla sua moto, un amico per tanti, Gabriele, che era pronto a diventare anche volontario di Croce Verde. Un ragazzo sano, positivo, attivo, interessato e quindi ancora di più mi sento di dire che è una grande perdita per il nostro paese. Eravamo diventati amici anche con i colleghi, col comandante, ci sentivamo, veniva a trovarci. Siamo stato alla Pagella a febbraio quando stavamo lavorando per il carnevale, si è fermato e era orgoglioso, insomma, ci ha mostrato come stava andando, ci ha presentato la sua ragazza durante le votazioni, che eravamo qua tante ore, è venuto a trovarci, insomma, era diventato un amico, insomma. Era felice e sereno e sperava, insomma, di coronare il suo sogno. Tutto stava andando tutto bene, insomma, come può andare per un ragazzo di 18 anni, insomma, era veramente un bravo ragazzo. Gabriele aveva partecipato anche a un progetto di sicurezza stradale con Alba, l'associazione di Romina Ceccato, che questa mattina ha fatto visita ai familiari. Il 18enne aveva raccontato a Romina la sua passione per la moto, ma anche il suo impegno a voler essere prudente. Qui eravamo a Jesolo, che stavamo appunto facendo questo progetto. E qui avevamo appena finito l'incontro con questi ragazzi dove ascoltavano la storia di una mamma e dove gli facevo capire certe cose importanti. E lui mi prese sotto braccio e mi disse: per te ci sarò sempre. Parole semplici, profonde, che all'indomani della tragedia costata la vita a Gabriele Sorgon pesano come macigni per Romina Ceccato, presidente di Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale. Il 18enne aveva incontrato Romina durante alcune iniziative di sensibilizzazione e aveva ascoltato la sua storia, quella di una madre che ha perso il figlio sulle strade. Riccardo Laugeni era uno dei 4 angeli morti in un canale a Jesolo nel luglio 2019. Gabriele ne era rimasto colpito. E lui molto dolcemente mi ha detto: sai, a me piace ogni tanto andare in giro in moto, fare certe cose, però ho capito che a casa c'è sempre una famiglia che ci aspetta, quindi devo stare prudente. Romina ha già incontrato la famiglia di Gabriele, i genitori, il fratello, non li lascerà soli in questi giorni di dolore. Allo stesso tempo c'è una battaglia più generale da portare avanti, quella sulla sicurezza stradale, con il vice premier Salvini che ha annunciato la convocazione di un tavolo urgente, e questo dopo la strage di Senago con 3 diciassettenni morti. Io ho scritto, ascolti di nuovo tutte le associazioni. Vedi, io non ho detto ascolti Alba. Io ho detto ascolti di nuovo tutte le associazioni. Quindi lei aspetta di essere convocata a questo tavolo? Certamente. Un inizio estate nero dove tutto incide, anche le alte temperature. Un alert specifico arriva dallo psicoterapeuta castellano Mirko Casteller. La mente umana sopra una certa temperatura tende a inibire lo stato di attivazione, quindi minore capacità di reagire, minori stimoli, ma soprattutto ci sono i riflessi che sono rallentati. Una condizione di stand-by che scatta sopra i 30 gradi, la consapevolezza è il primo passo. Poniamo maggiore attenzione sulla strada, ma soprattutto prendiamo le adeguate distanze, non solo fisiche dagli altri veicoli e dalle persone, ma anche da noi stessi, comprendendo che abbiamo dei limiti e quei limiti vanno rispettati.
Allora, lo dicevamo in apertura, poco fa la notizia della ufficialità della morte della bimba di 9 anni coinvolta nel drammatico incidente di Fagarè. Avrebbe dovuto compiere 10 anni il prossimo 10 luglio ed Ewede Osabi e Favur, la bimba rimasta coinvolta nell'incidente stradale di venerdì a Fagarè di San Biagio di Callalta. Le speranze sono finite nel tardo pomeriggio. Dopo la dichiarazione di morte è sceso il gelo anche tra i sanitari. Il terribile incidente lungo la Postumia, quando la mamma della piccola, 33 anni, per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta dove stava procedendo un mezzo pesante. La lunga disperata frenata del camionista, l'impatto devastante, le lamiere contorte, la famiglia rimasta incastrata nell'abitacolo. Immediati soccorsi, la sorellina più piccola portata in ospedale, sarebbe stata dimessa in queste ore, lesioni non gravi per la mamma Vivian. Purtroppo le condizioni della bambina di 9 anni sono apparse subito disperate per un trauma spinale. Tra la vita e la morte è stata trasportata in rianimazione all'ospedale di Treviso. La polizia locale intervenuta sul posto sta cercando di ricostruire questo gravissimo sinistro. La donna potrebbe aver invaso la corsia per una distrazione o forse un malore, ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi di un sorpasso. Disperato il camionista, che si è visto l'auto di fronte e ha tentato di tutto per evitare l'impatto. La mamma, indagata inizialmente per lesioni gravissime, ora rischia l'imputazione per omicidio stradale. L'ennesimo sinistro in un'estate appena iniziata, ma già funestata da tantissimi, troppi incidenti stradali. E allora torniamo a Treviso e parliamo della questione bivacchi, degrado e sicurezza al Parc Dal Negro. Con una nota in queste ore del sindaco Mario Conte ho chiesto al prefetto la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato alla situazione del Parc Dal Negro. Si tratta di una criticità, scrive Conte, che continua a suscitare preoccupazione tra i residenti e tra le tante persone che frequentano l'area. Il Comune, aggiunge, continua a fare la propria parte, ma non può essere chiamato a farsi carico in maniera esclusiva e sistematica di questo problema. Non voglio andare avanti così. I residenti della zona sono stanchi e francamente, dice il sindaco, lo sono anch'io. Quindi una richiesta ufficiale di un comitato ordine pubblico e sicurezza dedicato esclusivamente al caso Parc Dal Negro. Parlavamo prima dell'emergenza caldo al volante, restiamo a Treviso, ma è una situazione che non riguarda soltanto il capoluogo, quello dell'SOS caldo, perché le ondate di calore continuano, si aggravano, rischiano di arrivare a ulteriori picchi record. Non è uno scherzo, purtroppo. Basta lasciare l'auto pochi minuti al sole e il termometro supera facilmente i 40 gradi. Ma anche all'ombra, dove si fanno i rilevamenti ufficiali, i livelli sopra i 35 sono ormai diventati normali. Al pronto soccorso del Cafoncello non si sono registrati accessi dovuti al caldo. Non stiamo registrando un aumento delle chiamate e degli interventi legati ai malori da caldo. Questo è sicuramente frutto, a nostro avviso, delle politiche che sono state fatte negli anni scorsi, anche da parte della Regione Veneto, ma in collaborazione anche con voi giornalisti che ci aiutate a veicolare dei messaggi di prevenzione su quelli che sono i comportamenti da adottare proprio per prevenire i malori da caldo. Difendersi dal caldo è ormai diventata un'azione quotidiana di cui c'è maggiore consapevolezza. È necessario però avere comunque un'attenzione particolare per le persone anziane. Se sapete che avete vicini di casa anziani che vivono da soli, che magari si devono per forza spostare per andare in farmacia, per andare a fare la spesa, ecco, un po' di buon vicinato e di supporto a queste persone, magari per essere d'aiuto ed evitare che si spostino proprio nelle giornate, nelle ore più calde. E proprio per gli anziani a Treviso il Comune propone Estate in città, che sarà ospitata nei locali dell'Oratorio di San Lazzaro, in una proposta realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Avremo 2 pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 3 alle 6:30, 7 di sera, con un momento di convivialità, laboratori, racconti, animazione a cura della Croce Rossa e ospiti appunto dell'oratorio, che quest'anno ha deciso di aprire i suoi spazi agli anziani che restano in città.
Tutto questo dal 30 giugno fino al 27 agosto, con una piccola pausa la settimana di Ferragosto. L'oppressione del caldo può così essere alleggerita coltivando anche le relazioni umane. E sapere di non essere isolati e sapere che c'è un punto aperto tutta l'estate, 2 pomeriggi a settimana del Comune di Treviso, rafforza molto anche le persone nella loro autonomia. In giorni di allerta gialla per le ondate di calore resta valida l'indicazione di uscire di casa solo al mattino o verso sera, con un consiglio in più per chi ha bambini piccoli. Alle mamme con i bambini, mi raccomando, non andate in giro con i passeggini coperti da un telo, perché questo è pericoloso e aumenta la temperatura all'interno del passeggino, quindi non fatelo. A Roncade adesso, a San Cipriano di Roncade, si è salvata una donna per miracolo dall'incendio in piena notte della sua abitazione, l'intervento cruciale di un 18enne di passaggio. È un miracolo perché c'era il ragazzo che mi ha aiutato, se no, mi hanno detto no, ancora un po' io non respiravo più, c'era puzza. Cioè se il ragazzo non fosse arrivato io sarei morta perché non lasciavo il cane dentro. È stata la prontezza di intervento di Leonardo Gaggio, che vive a poche decine di metri, a salvare la vita ad Elisabetta Augelli, che da una quindicina d'anni vive in questa casa di Via Longhina, San Cipriano di Roncade. È stata questione di attimi. La serata torrida per il caldo stava per trasformarsi in un vero e proprio inferno per lei e per Bella, una femmina di cane lupo italiano di 15 anni. Accade tutto verso le 2 di notte, quando sulla zona stava per abbattersi un temporale. Sentivo proprio schioccare, un rumore strano. Ed ero convinta fosse grandine. Sono rimasta ancora ferma, quando uno dorme profondamente non si accorge. Quando mi sono alzata dal letto ho guardato fuori dalla finestra e vedevo rosso, ho detto mamma mia, questo è un incendio, ho sentito la puzza e sono scappata giù così com'ero per cercare di aprire la porta, di vedere, perché avevo capito che era dalla parte del portico, dell'entrata. Aprendo la porta ho visto le fiamme che arrivavano da sotto il balcone. Danni li hanno subiti gli infissi, una finestra è esplosa, oltre all'impianto elettrico e alla caldaia del gas, che si trova proprio sul retro dell'abitazione, sotto la tettoia incendiata e con la copertura fusa dal calore. Vedo questo ragazzo che mi dice signora, scappi, cioè, stia attenta, l'aiuto, cosa è successo? E mi ha aiutato a tirar fuori il cane, mi ha dato a prendere la borsa, ha chiamato i vigili del fuoco e questo è stato. Di quel che c'era resta solo cenere e un cumulo di detriti. Era il mio ripostiglio, perché avendo la casa piccola non ho ripostiglio, avevo uno scaffale pieno di scarpe, poi c'era una cassapanca di plastica, di quelle da giardino, con sopra un cestino con i guinzagli del cane e poi c'era anche sempre nello scaffale una borsa di candele, una borsa piena di quelle candele piccoline dei lumini. Uno di questi sarebbe stato acceso ieri sera come deterrente per le zanzare, ma sarebbe stato quasi esaurito già in tarda serata. Saranno i vigili del fuoco ad accertare le cause del rogo. Oltretutto avevo anche i cestini della legna secca per l'inverno per accendere il fuoco, con gli accendifuoco. Ce n'erano 3 scatole di accendifuoco che adesso mi sta venendo in mente che poteva... E basta. E lui il 18enne Leonardo, cosa racconta? Dice: non mi sento un eroe, ho fatto quello che andava fatto. La via di residenza è la stessa, solo qualche centinaio di metri li separa e nemmeno si conoscevano. Leonardo Gaggio ed Elisabetta Augelli si ritrovano una dozzina di ore dopo, lì dove fumo e fiamme avevano squarciato la notte, rischiando di causare un dramma. Praticamente io stavo tornando da casa verso di là, più o meno era l'1:50, ero in chiamata con la mia ragazza. A un certo momento, passando proprio per questa stradina qua, noto che si stava propagando un fumo gigantesco, anche pensavo che fosse in realtà fosse una grigliata, qualcosa del genere. Arrivo un po' più avanti, giusto proprio là, e vedo la signora che stava gridando aiuto senza voce, quindi ho preso immediatamente, sono corso, sono arrivato qua, ho cercato di dire in tutti i modi al signore di uscire alla finestra, abbiamo preso il cane, l'abbiamo portato fuori, abbiamo portato fuori anche il signore e poi dopo da là ci siamo spostati verso di là e abbiamo chiamato il 115. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero non solo all'abitazione colpita, ma anche a quelle vicine. Leonardo passava in bicicletta e non ha avuto esitazioni sul da farsi. Hai avuto paura o hai agito proprio distinto? Distinto. Paura, per queste cose non serve la paura, bisogna agire e basta. Le fiamme sono state spente nel cuore di una notte che per tutti è stata molto corta.
Quindi poi a che ora sei andato a dormire, se sei riuscito a dormire? Verso le 5-6 del mattino. Poi sei rimasto qua, cosa hai fatto dopo che sono arrivati i pompieri? Dopo che sono arrivati i pompieri mi sono assicurato che arrivasse un amico, un familiare della signora, e poi da lì me ne sono andato via. La signora ti considera un angelo custode? Sì, però io penso che non ha fatto tanto, solamente fatto il giusto, il minimo che serviva. La politica, scatta la resa dei conti in Forza Italia, ore cruciali per il destino politico del coordinatore provinciale Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Non è il momento di un cambio ai vertici e soprattutto in questo partito tutti sono una risorsa e nessuno deve essere trattato, diciamo, come un problema. Fabio Chies è il sindaco della città più importante che Forza Italia amministra in Veneto, quindi io credo che solo per questo debba essere considerato il suo ruolo determinante all'interno di Forza Italia, e quindi in questa fase io credo che Forza Italia debba mantenere la sua unità. È un appello accorato quello del vicepresidente della provincia di Treviso, l'azzurro Fabio Maggio, che arriva in giorni convulsi per il partito con il coordinatore provinciale Fabio Chies quanto mai in bilico, e questo dopo un incontro a 3 svoltosi a Verona tra lo stesso Chies, il segretario regionale Flavio Tosi e il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin, che da tempo chiede una svolta interna, complici i risultati non esaltanti delle ultime tornate a partire dalle regionali. Pesa poi l'ultima mazzata di Castelfranco Veneto. A Chies di fatto sarebbe stato chiesto di fare un passo indietro, favorendo una nuova gestione che in un primo momento sarebbe di natura commissariale. Nel partito la tensione alle stelle. Peraltro Cristina Andretta, già sindaca a Vedelago e candidata alle ultime europee, ha rimesso la propria carica di vice coordinatrice. Il re de razionem è imminente, quello di Fabio Maggio è un avviso ai naviganti, anzi sembra un promemoria in particolare per Tosi. Forza Italia è un partito inclusivo in cui valgono le regole democratiche. I coordinatori provinciali, i ruoli di responsabilità si scelgono nei congressi con la democrazia interna, e quindi io credo che in questo momento nessuno voglia divisioni e soprattutto che non ne abbiamo bisogno. Dal canto suo Fabio Marin da San Zenone, dove è stato rieletto sindaco per il secondo mandato facendo il pieno di voti e mettendo all'angolo la Lega, si trincera dietro un no comment. Fabio Maggio tenta una manovra di emergenza. Io credo che Forza Italia oggi debba necessariamente far forza sui propri amministratori, tanti amministratori sul territorio, tanti sindaci, Franco Bonesso, Emanuele Crosato, Fabio Marin, che oggi rappresentano la spina dorsale del nostro partito. Chi resterà con la pistola fumante è ancora presto per dirlo. Di certo ci sono diverse partite in atto, le candidature per le politiche 2027, le comunali a Conegliano dove Chies non si può più candidare, le fibrillazioni tra area Tajani e berlusconiani, da intendersi Marina Berlusconi, e poi c'è il problema che si può davvero definire generale del centrodestra di governo. La classe dirigente oggi deve fare una riflessione importante, soprattutto alla luce del fenomeno Vannacci. Noi dobbiamo dare un'alternativa per un centrodestra che sia autenticamente liberale. Pochi istanti di pubblicità, torneremo a parlare di alpini. Di nuovo in diretta con il TG di Treviso, ripartiamo da Gemona, dal raduno degli alpini, ancora una volta ascolti record per Media Nord-Est. Su questa terra, sulla terra degli altipiani, sulla terra dell'altopiano di Asiago, l'Associazione Nazionale Alpini viveva la sua prima adunata nazionale. Una settimana indimenticabile, un cassetto di ricordi da custodire per sempre, nel quale riporre le emozioni delle celebrazioni dei 50 anni del terremoto del Friuli, il ritorno degli alpini nei paesi distrutti e ricostruiti, la gioia della festa, della musica, i brindisi. E poi c'è lo sfilamento nelle vie di Gemona del terzo raggruppamento degli alpini per quel grande abbraccio fra la gente della Carnia e le penne nere. È scortato dal comandante della Brigata Alpina Giulia, in nomine tanto firmissima, e dal comandante degli Alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. Tutto in diretta, tutto sui canali del gruppo Media Nord-Est, il cui sforzo produttivo è stato ripagato ancora una volta da Ascolti Record.
Rete Veneta, Antena 3, Tele 4 e TV12 hanno raccontato domenica la giornata finale del raduno del terzo raggruppamento, dalle 7:15 del mattino, portando nelle vostre case le voci, i volti, le emozioni di un appuntamento imperdibile. Passa al presidente nazionale Sebastiano Favero l'ambita stecca che è nelle mani di Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso. Fino al passaggio della stecca con gli alpini di Treviso che organizzeranno la Triveneta del prossimo anno, le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori in tutto il Triveneto. Questo è il grafico certificato Auditel degli ascolti che mostra ancora una volta il divario rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto di un evento che resterà nella memoria di chi l'ha vissuto fra le vie di Gemona, sotto il cielo della Carnia o da casa. Di nuovo assieme a voi, oggi come ieri, come domani. Tra i tanti telespettatori su Antenna 3 c'era Gianfranco Ciamini, 72enne di Treviso, che nel 76 faceva l'alpino a Gemona e gli si sono aperti tanti cassetti della memoria, alcuni drammatici, uno in particolare riguarda una ragazza. Se questa ragazza da Ospedaletto, che non sarà facile trovarla perché per tanti motivi, però non credo che molte ragazze all'epoca disse vado a fare una visita, così saranno pochissime. Se ci fosse ancora mi piacerebbe ritrovarla. Gianfranco Ciamini nel 76 era impegnato nel servizio militare a Gemona, artigliere da montagna 13ª batteria gruppo Conegliano. Qualche giorno prima del devastante terremoto conobbe questa ragazza, non molto alta, capelli a caschetto, tra loro nacque una simpatia. Una domenica mentre lui era in servizio andò a trovarlo in caserma, si lasciarono con la promessa di rivedersi da lì a poco per mangiare una pizza insieme. Ma purtroppo il terremoto ha cancellato tutto. L'unico problema è che di questa ragazza, non mi ricordo il nome, la paura mi ha fatto cancellare qualche episodio. 50 anni dopo Gianfranco spera attraverso questo appello di ritrovarla. È uno dei tanti ricordi venuti alla mente nei giorni della Triveneta di Gemona. Lui che non si è mai perso un appuntamento, fermato quest'anno da un intervento al ginocchio, ha seguito il raduno in TV. Ho seguito per Antena 3, ma mi emoziono sempre. Ieri un po' di più perché era Gemona. Gianfranco ricorda ogni istante di quel giorno quando il terremoto cancellò vite, interi paesi, ricordi. Io quella sera ero lì e sono un miracolato. Perché sono un miracolato? Perché quella sera io, smontando di guardia ai muli, mi mise a giocare a pallone. Purtroppo, giocando, mi feci male a una caviglia. Mi si gonfiò la caviglia e dissi vado a letto perché domani vado in licenza. Mi aspettava la licenza. Feci così, andai a letto, ma i miei amici vennero a chiamarmi. Franco, andiamo a mangiare la pizza. Mi hanno costretto ad uscire, mi hanno vestito, siamo usciti, mangiati la pizza e anche andati a bere l'amaro. E durante quel periodo lì, in quel momento lì, è venuta la scossa del terremoto. Quanti amici ha perso? 29, i miei fratelli. Quando ritornò in caserma trovò solo macerie. Mi buttai per terra. Quella notte, il giorno dopo, io credo di avere 100 scosse qua. Ci siamo messi a scavare nella caserma per tirare fuori i nostri fratelli che non c'erano più. Quel giorno perse tutto. Ho perso il cappello e non l'ho più voluto mettere. È un dolore aver perso un simbolo. Ora lei ne ha un altro che è qui, ma non è il suo cappello. È un cappello sempre meraviglioso, ma non lo sento come il mio che ho portato per circa 14 mesi. Lancia questo appello dunque Gianfranco anche per ritrovare quella ragazza mai più rivista. Andiamo a Treviso dove sono partiti ufficialmente i lavori di restyling dello stadio Tenni, casa del Treviso Football Club, anche per la prossima stagione di Serie C. Come previsto dall'attuale cronoprogramma, il primo intervento edile riguarderà la demolizione parziale della tribuna laterale sud esistente al momento inagibile, quindi al via i lavori necessari poi per sostenere le gare in Serie C. Andiamo nel Bellunese adesso.
partiamo con l'intervento per la paura che c'è stata poco prima delle 14:30 a Vigo di Cadore, dopo che un ultraleggero era precipitato per un atterraggio fuori pista per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente i 2 occupanti del velivolo sono stati tratti in salvo e portati in ospedale per le cure. I vigili del fuoco sul posto, come vedete, e adesso c'è da individuare le cause di questo incidente che avrebbe potuto avere sicuramente conseguenze ben peggiori. Sul Nevegali invece, e siamo a Belluno, scene da Far West. Sfrecciano sul Nevegal e poi, non contenti, devastano la questura. Dal rally sul Colle alle Manette, 3 stranieri, 2 nordafricani e un uomo proveniente dall'est, seminano il panico tra i turisti, feriscono 2 agenti e poi se la prendono con gli interni delle celle di sicurezza in cui erano stati collocati in attesa della convalida del fermo. I 3 si sono resi protagonisti di gimkhane, inseguimenti, fughe, arresti, devastazioni, con agenti della questura e polizia locale che non senza fatica li hanno arrestati. Tutto è iniziato quando il terzetto decide di imboccare via Faverghera a velocità folle su una strada aperta al transito dei ciclomotori e dei primi turisti estivi in passeggiata. Situazione di terrore per i presenti fino a quando, a causa dell'eccessiva velocità, l'auto esce di strada, per fortuna senza coinvolgere nessuno. Il Nevegal si riempie di forze dell'ordine con l'arrivo di una pattuglia della polizia stradale, di una della polizia locale e di un'ambulanza e pronto soccorso di Belluno. I 3 stranieri si danno la fuga nascondendosi nel bosco. Inizia così un inseguimento a piedi con il terzetto braccato. La fuga dura poco, i 3 vengono catturati, ma a quel punto mettono le mani addosso ai poliziotti, causando a 2 di loro ferite poi certificate con 1 settimana di prognosi. Portati in questura i 3, non contenti, mettono in scena altre situazioni. Uno simula dei mancamenti, mentre gli altri 2 sfondano anche una porta. Per contenerli si rende necessario l'impiego di una ventina di poliziotti. Ora dovranno rispondere di reati quali danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Immortalati dalle telecamere di sorveglianza, 2 ladri entrano in azione sul Col Perer, cercano di rompere una porta, lo vedete scagliando dei sassi, non riescono ad entrare e si danno alla fuga. I 2 che avevano uno zainetto ciascuno avevano il viso travisato e indossavano occhiali e cappellino. Difficile dunque arrivare a una identificazione. Queste dunque le immagini delle telecamere di sorveglianza di una abitazione e di alcune abitazioni sul Col Perer, fortunatamente con il colpo che è andato a vuoto. La tragedia del base jumper francese precipitato a Taibon a Gordino, una passione fatale quella per il giovane. 3, 2, 1. Amava lanciarsi con il paracadute, riprendendo con la videocamera i voli tra gli scenari più suggestivi delle Alpi. La tecnica è quella del base jump puro, un tuffo nel vuoto tra gli abissi delle pareti verticali, poca possibilità di manovra, una manciata di secondi di caduta libera per raggiungere velocità che arrivano a superare i 200 km/h prima di tirare il cordino che aziona il paracadute. Non l'ha mai tirato quel cordino Charles Tanguy, il 26enne francese trovato senza vita domenica mattina ai piedi della parete del castello delle Nevere, cima selvaggia nel massiccio della Moiazza in comune di Taibon a Gordino. Lo hanno riferito i soccorritori che l'hanno individuato perlustrando la zona con l'elicottero dopo che l'amico che era con lui ma che all'ultimo quel giorno aveva deciso di non lanciarsi e che lo stava aspettando alla base nei pressi di Capanna Trieste attorno alle 18 della sera prima aveva dato l'allarme. Charles Tanguy amava sicuramente l'adrenalina, le emozioni del volo, la sfida di lanciarsi da luoghi sempre più impervi, talvolta effettuando una capriola prima di aprire la vela, e potrebbe essere stato quindi un errore tecnico o di valutazione alla base dello schianto che in quelle circostanze e in quegli ambienti pericolosi e complessi non può che risultare fatale. Il 26enne infatti non è la prima vittima di un'attività sportiva che non lascia nessun margine all'errore, basti pensare ai numerosi incidenti mortali avvenuti nelle Dolomiti negli ultimi anni. La politica, il sindaco Oscar De Pellegrin al bivio, si ricandida o non si ricandida per il 2027? Sentiamo.
Voci di corridoio che si trasformano in un interrogativo popolare. Oscar De Pellegrini sarà in campo per un secondo mandato a Palazzo Rosso o passa la mano? La verità è, come ho detto, in questo periodo io sono concentratissimo insieme alla mia maggioranza a portare a termine l'indirizzo del mio mandato, quindi lavori, opere e anche prospettive future. È normale che nel contesto ci sia anche il confronto politico per cercare di portare e consolidare questi frutti che abbiamo portato in questi anni e poi dare anche seguito. Però la decisione, ragazzi, decido io, e quando deciderò di averla presa sicuramente vi porterò a tutti quanti attraverso una conferenza stampa la mia decisione. Al termine del mandato manca un anno, non si fanno nomi per chi sarà il candidato del centrosinistra, mentre da più parti si avanza l'ipotesi che possa essere l'ex assessore della Regione Veneto Giampaolo Bottaccini il nuovo aspirante inquilino di Palazzo Rosso. Io vedo tutto questa comunicazione che secondo me è tra buttare avanti la palla, come magari alcuni pensano sia giusto, per me è sbagliatissimo. Da qui alla fine del mandato, che è l'unica certezza a questo punto, quale vorrebbe essere la cosa che riesce a portare a termine? Ma guardi, è un progetto che sta a cuore, è già qualche anno che ci lavoro, oggi è maturo, mi piacerebbe riuscire prima della fine di questo mandato, al di là di tutte le opere PNRR, tante che abbiamo fatto, illuminazione, tanto per il sociale, che è quello che sta emergendo sulla problematica sociale, ma soprattutto mi piacerebbe mettere la prima pietra o avere la copertura finanziaria della Casa delle Abilità. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.